Ma veramente sembra quasi che un bollettino di guerra questo della città in questi ultimi, solo oggi tra l'altro giorno quel ragazzo che è stato bloccato dai carabinieri con una pistola ad aria compressa in un bar di Carino che sembrava una pistola e con tutta una serie di, è stato denunciato, lo abbiamo detto, agli eventi che abbiamo parlato prima nel servizio di prima di un altro squilibrato che sta rompendo le vetrine a calci per cercare di rimediare qualche decina di euro. L'ultima che abbiamo saputo è di questa mattina alle 8:30. Praticamente voi sapete che il Ponte dei Cavanis ci sono le piste ciclabili, ma tantissimi giovani ma anche adulti invece di utilizzare la pista ciclabile percorrono la stradale rallentando il traffico, a volte tra l'altro neanche addirittura a volte in due, addirittura in tre, qualche volta abbiamo visto anche in quattro. Questa persona, un adulto con una bicicletta elettrica vestito in mimetica, questo imbecille, scusate il termine, ma questa è la parola più, diciamo, una delle parole più giuste per descrivere questa persona. Siccome l'autista aveva questo davanti, gli ha suonato, questo si è arrabbiato, lo ha rincorso fino alla fermata di Via Naccari e dopo averlo insultato ha preso a calci la portiera spargendo cristalli dappertutto. L'autista ovviamente non ha potuto proseguire il viaggio in quelle condizioni, ha dovuto ritornare al deposito di Borgo San Giovanni, far scendere quelli che erano saliti e cambiare corriera. Ecco. Confidiamo che dalle telecamere si veda chi sia stato, sembra che sia un individuo che pratichi un certo bar di Borgo San Giovanni e confidiamo in delle denunce. Purtroppo a oggi, sono passati, insomma, non abbiamo notizie di una volta, una di numero, che una bicicletta elettrica sia stata sanzionata o perché gira di notte senza luci o perché appunto sul ponte dei Cavani non utilizzi le piste ciclabili o perché passi col rosso ai semafori. Non abbiamo notizie. Sappiamo che a breve dovrebbe essere nominato il nuovo comandante. Degli ultimi 5 che sono in lista che devono superare il concorso sono tutti fuori chioggia. Vogliamo sperare che il nuovo comandante prenda in considerazione il fatto di un giro di vite per questi comportamenti incivili che sono veramente un problema per quanto riguarda la circolazione stradale. Hai già fatto il cambio gomme? Per i tuoi pneumatici invernali o per quelli 4 stagioni, così da non pensarci più, vai da SD Auto a Borgo San Giovanni. Non solo te le cambiano, ma se in garage non hai spazio, tengono le tue in custodia. Da SD Auto, per la cura della tua auto a 360 gradi.